votazione decisiva per il Capo dello Stato, si va verso il Mattarella bis. Dopo la svolta di stamane Fratelli d'Italia attacca la Lega, altissima tensione nel Carroccio con Giorgetti che pensa all'addio dagli incarichi di governo. Nel pomeriggio anche la delegazione delle regioni al Colle da Mattarella. Zaia, il Capo dello Stato, sente la grande responsabilità che lo attende, ha confermato il ruolo cruciale della regione. Superbonus 110%, cambiano le regole sulla cessione del credito d'imposta, la rivolta della Confartigianato Imprese, si paralizzano i cantieri, aziende a rischio fallimento. Anche dal comparto piscine un grido d'allarme, ristori Covid insufficienti e caro bollette, situazione insostenibile. Il 6 febbraio chiudiamo gli impianti per protesta. Curva dei contagi in lieve calo in Veneto, anche se permane molto alto il numero di persone positive o in quarantena nei servizi essenziali. Sono 2000 nella sanità, difficoltà negli ospedali. Martedì alle 14:30 la Basilica del Santo a Padova, i funerali del 12enne morto durante la sua prima gara di atletica. Per tutto il fine settimana gli atleti delle Fiamme Oro correranno con il lutto sulla spalla. Vittime sul lavoro, a Montebelluna inaugurata la panchina bianca in memoria di Mattia Battistetti e di tutte le vite tragicamente spezzate dagli infortuni. In una nostra intervista esclusiva il principe Maurice Agosti, gran maestro di cerimonia di tutti i carnevali in laguna, ci anticipa come sarà il prossimo Carnevale di Venezia a partire dal 12 febbraio. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la sempre più probabile rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine di una settimana di poco convulsa nel panorama politico italiano. La svolta questa mattina quando, grazie alla cruciale intermediazione del Premier Draghi, i leader delle principali forze politiche, tranne Fratelli d'Italia che ha continuato a votare Nordio, hanno optato per la soluzione Mattarella. Una decisione che ha incassato la soddisfazione del PD ed ha invece scatenato la tempesta politica nel centrodestra, già minato dalla decisione di Forza Italia di decidere autonomamente dopo la proposta di ieri su Elisabetta Belloni. In particolare durissimo l'attacco di Giorgia Meloni a Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia ha parlato di scelta dettata da calcoli di opportunità e di un centrodestra che ora va rifondato. Tesissima anche la situazione all'interno del Carroccio con Giorgetti che starebbe pensando alle dimissioni dal governo. A pesare sarebbe la mancata valorizzazione del suo ruolo nel governo da parte del partito e anche gli attacchi degli alleati. Salvini da par suo difende la sua strategia sul Colle dicendo: abbiamo fatto tutto il possibile, forse ho esagerato in lealtà e generosità. Tra le delegazioni al Colle anche quella delle regioni. Il governatore Zaia racconta al presidente Mattarella, ci ha detto che sente su di sé la grande responsabilità di questo momento ed il gravoso impegno che lo attende. Ci ha accolto sottolineando ancora una volta il forte ruolo che hanno le regioni per il fondamentale lavoro svolto sui territori. Certo, ha confermato che aveva altri impegni, aveva appena finito il trasloco, ma se i grandi elettori chiamano. Così si è conclusa il commento del presidente della regione Zaia. Mattarella bis dunque a guidare la delegazione delle regioni il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Sentiamo le sue parole al termine dell'incontro. La gran parte delle regioni chiede in questo momento stabilità per affrontare l'emergenza pandemica, un'emergenza economica che si presenta e quindi serve unità delle istituzioni. Abbiamo di nuovo voluto rappresentare la voglia di continuare la collaborazione delle regioni con tutte le istituzioni del Paese, delle regioni che hanno vissuto in prima linea sulle proprie spalle sia il dramma della pandemia sia le soluzioni della pandemia, perché ricordo che dagli vaccinali ai tracciamenti agli ospedali sono tutti in campo alle regioni. Il Presidente, essendo garante dell'unità nazionale e dell'unità tra istituzioni, abbiamo voluto portare il nostro ringraziamento e ovviamente ribadire la nostra totale collaborazione per far sì che il Paese possa camminare anche per guardare al futuro con ottimismo e con la capacità di reazione.
Superbonus 110%, uno dei problemi gravissimi che si trovano in questo momento a vivere le imprese è quello del nuovo cambiamento delle regole sulla cessione del credito d'imposta, con il rischio di paralizzare i cantieri e mettere in gravissima difficoltà le imprese stesse. Sentiamo. È una tragedia più che dirompente, è una tragedia perché rischia appunto di vedere delle aziende addirittura fallire. Sintetizza in poche parole Armando Sartori, presidente delle imprese artigiane dell'Opitergino Mottense, l'effetto dirompente della modifica delle regole della cessione del credito per chi ha intrapreso la strada del superbonus 110% contenuta nel decreto Sostegni Ter. Il credito si può cedere una volta sola e questo limite ha effetto retroattivo con conseguenze devastanti per le imprese medio-piccole. Ci sono aziende che hanno in pancia dei crediti e che pensavano poi cederli a un soggetto terzo che poteva essere multi-utility o banche. Adesso questi non lo possono più fare, quindi non possono più tener fede a quanto prevedeva il contratto iniziale con il committente. A sua volta si ritrova dunque spiazzato il cittadino. Queste persone si sono attenute a quelle che erano delle regole che oggi vengono di fatto disattese. È un colpo di Stato alla rovescia, una cosa indescrivibile. Credo che probabilmente qualche burocrate non si sia neanche reso conto del malanno che ha combinato. Cittadini che si vedono penalizzati nel recupero non della villa di lusso, sottolinea Sartori, ma semmai della casa di famiglia. Noi stiamo ristrutturando prevalentemente le case degli anni 70, erano le case su cui noi siamo cresciuti. È un recupero edilizio importante perché il Veneto, la nostra area, è piena di queste case qui. Da qui l'appello urgente al governo di revocare la modifica e in primis la sua retroattività. Il mondo dell'impresa ha bisogno di certezze. Quando io faccio un progetto, quando io vado verso una ristrutturazione eccetera, devo sapere da dove parto e devo sapere dove finisco. Non posso poi mettermi a litigare su chi pagherà cosa quando i lavori sono fatti. Il 6 febbraio chiuderemo le piscine, un atto forte mai fatto prima ma anche un atto responsabile perché non vogliamo che tutto questo passi sotto silenzio. Non solo quindi gli edili sulle barricate, anche i gestori delle piscine del Veneto e di Italia e di tutta Italia sono appunto in gravissima difficoltà. Una protesta che nasce dal fatto che, si legge in una nota diffusa oggi, in questo inizio di 2022 la situazione del comparto è drammaticamente peggiorata. Su 23 mesi di pandemia, 10 li abbiamo passati chiusi, mantenendo costi enormi. Le piscine sono state le prime a chiudere e le ultime a riaprire. I vari decreti ristori hanno garantito somme che non arrivano nemmeno al 5% dei ricavi annuali e adesso, come se non bastasse, è arrivato il caro bollette, scrivono i gestori, con aumenti superiori al 50%. Infine la quarta ondata sta generando una riduzione del 50% dell'utenza. Chiediamo di essere ascoltati dal governo, scrivono, di qui la decisione di chiudere gli impianti in segno di protesta. E la questione del caro carburanti investe anche le strutture turistiche. Stava per riaprire il suo albergo a Jesolo, ma un noto albergatore ha deciso di non farlo e posticipare dopo essersi trovato una bolletta da 17.000 euro. È il colpo di grazia, dice. Sentiamo. Se il Covid ha dato una mazzata pesante al settore turistico, il caro bollette è stato il colpo di grazia. Lo sta vivendo sulla sua pelle Matteo Rizzante, noto albergatore jesolano, titolare di 7 strutture ricettive, compreso l'Hotel Sorriso. A causa di una bolletta del gas appena ricevuta, Rizzante ha deciso di non riaprire come invece faceva solitamente in questo periodo. Poco più di 17.000 euro nel mese di dicembre, quando lo scorso anno aveva pagato 5.350 euro, meno di un terzo. Ci siamo ritrovati in una situazione qui a gennaio onestamente al di fuori dal nostro controllo, che è appunto quello del caro bolletta, già comunque da noi denunciato nel mese di novembre, poi rinfrescato nel mese di dicembre. Arrivati a gennaio abbiamo dovuto prendere la decisione di non riaprire più alcune delle nostre strutture e concentrare gli sforzi su una sola. Purtroppo questo è uno scenario che so che ha
toccato tutte le aziende e toccherà tutte le famiglie. Il grido d'allarme è generalizzato. A Jesolo su 360 hotel solo 30 hanno la licenza per tenere aperto anche d'inverno, commenta Alberto Maschio, il presidente di AIA. Ma il problema si porrà anche per quelli che apriranno in primavera-estate, continua. I più fortunati si troveranno con aumenti del costo dell'energia del 208%, altri arriveranno al 280% e di aiuti dal governo non ne arrivano. Il non affrontare l'argomento dell'ultimo trimestre lo trovo veramente un arrangiatevi, ecco, non so come tradurglielo politicamente, non sono politico, ma la realtà è questa. E oggi appunto ho dovuto prendere la decisione di due strutture in realtà che normalmente in questo periodo sono aperte, ecco, dal punto di vista dell'hotellerie saranno chiuse. Rizzante posticiperà dunque l'apertura a marzo, ma l'amarezza è tanta. È un brutto lavorare, la situazione è peggiore dell'anno scorso dal punto di vista mentale, dal punto di vista psicologico, perché sono riusciti a creare secondo noi una grande fobia, c'è una paura di uscire che insomma si può tastare e questo lo vivono un po' tutte le realtà. Il Covid, ora curva dei contagi in lieve calo in Veneto, anche se permane molto alto il numero delle persone positive o in quarantena nei servizi essenziali. Nella sanità, tra medici, infermieri e OSS, in 2000 sono a casa le prese con il Covid e questo sta creando non poche difficoltà negli ospedali. Oltre 253.000 veneti attualmente positivi con 15.600 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. La curva in calo, seppur lieve, fa sperare che la fase più critica di questa quarta ondata anche il Veneto stia per lasciarsela alle spalle. Pesante ancora il numero delle vittime, 36 nel bollettino odierno, ma i ricoveri, pur restando su numeri elevati, sono in calo sia in area medica, meno 31, che in terapia intensiva, meno 12. È chiaro che le strutture ospedaliere sono ancora in difficoltà, questo bisogna dirlo, perché noi oggi abbiamo la situazione, come in tantissime altre attività economiche e non solo, di molto personale positivo. Stimiamo attorno alle 2.000 persone del sistema sanitario regionale, quindi tra medici, operatori, infermieri, OSS e quant'altri, positivi, che quindi sono a casa, e quindi è chiaro che mancando questa forza lavoro le strutture sono in difficoltà e in affanno. Anche il sistema sanitario rispecchia quanto sta accadendo nel resto della società, le prese con una variante Omicron ormai quasi totalitaria, molto diffusiva e che sta tenendo chiuse a casa decine di migliaia di persone. Fortunatamente la stragrande maggioranza è vaccinata ed i sintomi sono lievi. Nella maggior parte dei casi con sintomi, come nel mio caso, molto lievi, quasi da asintomatici. Io ho fatto 2 giorni con un po' di tosse e naso chiuso, però permane la positività. E quindi io credo insomma che anche i tavoli di lavoro che ci sono a livello nazionale rispetto alla definizione di caso, rispetto a come gestire un'ondata come questa, e quindi con molte persone che sono bloccate, anche quelle dei servizi essenziali, pensiamo anche al mondo della sanità o altre categorie molto importanti, sia fondamentale. Di qui le richieste delle regioni al governo di rivedere le regole su isolamenti o quarantene e asintomatici. Auguriamo che settimana prossima, come anche per la scuola, perché almeno queste sono le notizie che noi abbiamo, ci siamo tutti resi conti che è impossibile applicare il famoso protocollo nuovo per quanto riguarda la scuola, con l'autosorveglianza, con il monitoraggio, la quarantena, i tamponi al T0, al T5, cioè nessuna regione ce la fa, questo bisogna dirlo, e quindi mi sembra di capire che anche c'è un ripensamento cercando anche di evitare appunto una trafila di questo tipo, che vuol dire ritardi e vuol dire complicazioni. La morte di Carlo Alberto Conte, il 12enne padovano colto da un infarto durante la sua prima gara di atletica. L'ultimo saluto è stato fissato per martedì prossimo. Per tutto il fine settimana gli atleti delle Fiamme Oro Padova, la società del giovane atleta, correranno con il lutto sulla spallina destra della canottiera. Sarà la Basilica del Santo, la stessa dove si erano riuniti i compagni per lui lunedì scorso, ad accompagnare la famiglia nell'ultimo saluto a Carlo Alberto Conte. 12 anni, il giovanissimo atleta delle Fiamme Oro Padova si è spento martedì scorso dopo essere stato colto da un infarto domenica a Vittorio Veneto durante la sua prima gara di atletica.
Una morte dolorosa e difficile da accettare per mamma Valentina, che 6 anni fa aveva già perso il fratello Luca, per il papà Dino Massimiliano e per la sorella, che si sono aggrappati in questi giorni al grande affetto che li ha travolti e alla loro fede. Una morte a cui la scienza proverà a dare un senso attraverso lo studio del cuore di Carlo Alberto, che sarà esaminato la prossima settimana dalla professoressa Cristina Basso, cardiologa ed anatomopatologa dell'Università di Padova, specializzata nello studio delle morti improvvise. Altre persone potranno sopravvivere grazie a Carlo Alberto, un ultimo atto di generosità di un adolescente pronto a sbocciare la vita, che ha visto i suoi sogni fermarsi troppo presto. Si sono concluse in queste ore a Rovigo le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura dopo la morte per overdose a maggio scorso di un 50enne polesano. Ad ucciderlo, secondo l'esame tossicologico, una dose di eroina contenente mettofano, sostanza nota come eroina gialla, responsabili di molte morti nel Triveneto. Sono stati arrestati lo spacciatore, un polesano di 41 anni agli arresti domiciliari, ed il suo fornitore, un nigeriano di 22 anni attualmente in carcere con base nella città di Ferrara. Obbligo di dimora per una terza persona, un rodigino di 54 anni che in più occasioni era andato a Ferrara a ritirare la droga. Ed ora andiamo a Montebelluna, dove questa mattina è stata inaugurata la panchina bianca dedicata a Mattia Battistetti e a tutti i morti sul lavoro. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a Luciano, nonno di Mattia, che con tanta sofferenza ma anche affetto ha ridipinto mettendo a nuovo questa panchina. La panchina bianca con una targa ai caduti sul lavoro collocata a 2 passi dal comune di Montebelluna è dedicata a Mattia Battistetti, il 23enne morto il 29 aprile scorso in un cantiere a Montebelluna, e ad Andrea Soligo, il 25enne sposato con 2 figli, rimasto vittima in un'azienda di Tezze sul Brenta lo scorso 5 gennaio. Anna, sorella di Mattia, ha letto una poesia. Si lavora per mantenere la famiglia, si lavora per crearsi un avvenire, si lavora non di certo per morire. Abbiamo voluto questa panchina, ha continuato la mamma di Mattia, Monica Michelin, perché sia un segno visibile a tutti. Basta parole, dobbiamo fare qualcosa di concreto. La panchina bianca vuole essere anche un messaggio per quei datori di lavoro responsabili di questi omicidi, ai quali poco importa la sicurezza dei loro operai, preferendo il profitto e il guadagno alla vita umana. Alla cerimonia erano presenti Monsignor Antonio Genovese, il sindaco Adalberto Bordin, con diversi assessori e consiglieri comunali, i rappresentanti di CGIL e CISL e di diverse associazioni, operai, cittadini ed amici. Tutti insieme per fermare le stragi nei cantieri. Ricordo che nel 2021 solo in Italia sono stati 1404. I sindacati presenti hanno richiesto maggiori controlli negli ambienti di lavoro e più personale affidato allo SPISAL, il servizio dell'ASL che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro. Servono atti concreti per affrontare il tema delle morti sul lavoro. Il primo atto concreto è aumentare il numero dei controlli e degli ispettori, della loro preparazione, perché se siamo sui territori per controllare i luoghi di lavoro possiamo impedire queste tragedie. Cambiare l'approccio culturale a partire dall'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Lì abbiamo tutta la strumentazione per fare la prevenzione e la formazione per combattere questa piaga. Un tema tristemente attuale con la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto il 21 gennaio all'ultimo giorno di tirocinio alla Burimec di Lauzacco, colpito da una barra d'acciaio di 150 kg. Un pensiero, Monica, lo ha rivolto anche a lui. Ho pensato alla sua mamma e al suo papà di quel ragazzo. Ho pensato a lui, alle sue ali spezzate. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta. Elezioni amministrative a Padova sabato scorso, l'ufficialità della corsa per il bis di Sergio Giordani, ieri la discesa in campo di Francesco Peghin che annuncia per domani il via alla campagna elettorale. Per ora alla finestra restano i partiti, nel centrodestra rimangono le tensioni in casa Lega. Io non so quali accordi siano stati presi, ho visto che Giordani si è candidato di fatto senza partiti, l'ha fatto anche Peghin, immagino che ci sarà un secondo momento dove
si farà la comunicazione ufficiale con tutti i partiti e le civiche che sostengono Peghin. Immagino. Osservatore attento si definisce Roberto Marcato, che di Padova non è cittadino, ma ha presieduto, sindaco Bitonci, il parlamentino di Palazzo Moroni. Ma se Marcato attende l'ufficialità per partire con la campagna elettorale a sostegno di Francesco Peghin, nome che sarebbe stato benedetto dallo stesso Salvini e che di sicuro è sostenuto dal direttivo regionale della Lega, chi resta più freddo è il padovano doc Fabrizio Boron. Sinceramente l'ho saputo da voi, insomma, perché mi pare che ci sia stato un comunicato stampa e non una presentazione ufficiale. Quindi è stata una reazione di un candidato che forse si sapeva già che ci sarebbe stato. Stiamo partendo anche su una candidatura senza avere chiaramente quale sia un programma. Ecco, questo forse anch'io mi sarei aspettato qualcosa di più. Se questa è la situazione in Casa Lega, anche Fratelli d'Italia, che la prossima settimana riunirà il Circolo di Padova, annuncia che sul tavolo dell'appoggio a Peghin, non incontrato sinora dal segretario cittadino Gabriele Zanon, metterà prima di tutto un programma. Occhi puntati per tutti su domenica, quando, ancora da capire quale sarà la forma, partirà in modo ufficiale la candidatura per ora civica dell'imprenditore Francesco Peghin. Nel frattempo non esclude nulla Fabrizio Boron. Se qualcuno ha voglia di parlare dei temi della città, dei problemi della città, dei problemi dei cittadini, sono a disposizione. Se questo non avverrà, io sarò sempre dalla parte dei cittadini, quindi nei prossimi giorni, prossime settimane deciderò cosa fare. Chi spera che non accada nulla e che alla fine si converga pancia a terra su Peghin è Roberto Marcato. Io spero davvero di cuore che Fabrizio non prenda altre vie, perché ovviamente dovesse candidarsi per conto proprio, di fatto si mette fuori e dalla maggioranza, ma soprattutto dalla Lega, cosa che sarebbe per me dolorosa. Io non ho mai avuto certezza in tasca, ho solo detto ascoltiamo i padovani. Purtroppo forse per ascoltare i padovani bisogna un attimino scendere, no? E andare in mezzo alla gente. So che Roberto è uno che scende in mezzo alla gente e so benissimo che lui sa cosa la gente dice in giro. A volte ci vuole anche coraggio, però. Carnevale di Venezia, ora in una nostra intervista esclusiva il principe Maurice Agosti, gran maestro di cerimonia di tutti i carnevali in laguna, ci fa alcune rivelazioni su come sarà il prossimo carnevale a partire dal 12 febbraio. Il carnevale a Venezia ci sarà, mentre Vera e il comune stanno lavorando alacremente dietro le quinte per definire il programma, la rassicurazione che tutti aspettavano non poteva che arrivare da lui, uno dei simboli del carnevale veneziano, il principe Maurice. Ciao a tutti, sono il principe Maurice, maschera mascherina, per parlare di un carnevale che si farà a Venezia. Si sta preparando, io sono un buon ritiro nella campagna trevigiana per cercare di interpretare al meglio questo straordinario carnevale veramente della rinascita, un rinascimento, finalmente si farà in presenza, anche se ci sarà pure una parte in streaming che l'anno scorso aveva avuto un discreto successo. Ecco come si svolgerà la festa. Tutta la città sarà un gran teatro, a disposizione delle maschere che vorranno passeggiare e esibirsi e forse anche farsi documentare per partecipare magari in maniera virtuale al concorso. Le Marie ci saranno soprattutto le feste nei palazzi, contingentate, tutte controllate, in grande sicurezza ovviamente, a partire da quella del Casinò, il gala ufficiale a Can Vendramin Calergi, del quale sarò maestro di cerimonie. Confermato anche il corteo acqueo. La promessa è stata mantenuta, confidiamo che tutto possa procedere per il meglio e vi aspettiamo dal 12 dove ci sarà il consueto corteo acqueo di Cannaregio fatto in maniera estremamente filologica e sostanzialmente riservato ai veneziani, è un evento totalmente e assolutamente veneziano, e poi a partire dal 19 fino al 1 di marzo, dal 19 febbraio fino al 1 di marzo, tutta la città e i palazzi con le maschere stupende più che mai che ci verranno a trovare. Ed era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio le previsioni del tempo con il meteo per la giornata di domani. Arrivederci.
Benvenuti al Meteo. L'ultimo weekend di gennaio procede con l'alta pressione che garantisce tempo stabile. Prosegue la fase siccitosa, dunque non si intravedono perturbazioni all'orizzonte. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 30 gennaio ci mostra che infatti non sono previste precipitazioni. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune nebbie fino all'alba, in dissolvimento poi al mattino e in nuova formazione di sera. Sui monti cielo sereno o poco nuvoloso e ventoso, specie in quota. Temperature stazionarie minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento ovunque, salvo per occasionali addensamenti sui rilievi, ma del tutto innocui. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non avremo novità, bel tempo, tanto sole anche qui, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime sui -2 gradi a Bolzano, 2 gradi a Trento, massime sui 10-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.